Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Dakota del Sud in compagnia sempre del nostro caro Hitman. Quest'oggi ci troviamo nelle strade di Hope. Vediamo un po' cosa fare all'interno del nostro taccuino. Sicuramente ci deve essere scritto qualcosa. Lenny Dexter, un emarginato, una pecora nera. Ha preso la ragazza per conquistare la stima del padre. Di tutti i miei nemici è lui l'anello debole. Farlo parlare non sarà un problema, ma prima dovrò affrontare i suoi cougar. Se rapisco Lenny, sicuramente proveranno a fermarmi. Inoltre, ormai sanno troppo. A quanto pare Lenny è il nostro bersaglio principale, però è accompagnato da 3 uomini, ovvero coloro che compongono la sua banda: Tyler, London e Gavin, i 3 cougar. Diamo un'occhiata alle loro personalità e soprattutto ai loro punti deboli. Diamo un'occhiata a Gavin, questa sorta di figlio di papà uscito dal college. Gavin LeBlond, uno dei fedelissimi di Lenny, assieme ai suoi amici d'infanzia hanno intenzione di rapire Victoria e rivenderla al miglior offerente. Indole, all'apparenza calmo, razionale e sensibile, una verifica dei suoi trascorsi suggerisce una vena sadica e la tendenza a cedere sotto pressione. Potrebbe essere il primo bersaglio su cui possiamo concentrarci. Per quanto riguarda Landon, questa sorta di Fonzi, guardate un po' che figo. Allora, indole rozzo, senza scrupoli e irascibile, uno degli scagnozzi favoriti della famiglia Dexter. Affrontalo con cautela. Wow, molto pericoloso. Invece Tyler, mamma mia, questo sembra una specie di bulldozer, ha un animo sensibile rovinato dall'ambizione e dal cinismo. Indole, maschio dominante, intelligente e carismatico. Affrontalo con cautela. Può diventare addirittura spietato. Diamo un'occhiata invece all'ambiente dove ci ritroviamo. Allora, le strade di Hope, un centro rurale del Dakota del Sud, cresciuto attorno alla Dexter Industries. È probabile che molti impiegati comunali siano sul libro paga di Blake Dexter. Wow, a quanto pare la città sembra corrotta nelle mani del nostro amico. Allora, innanzitutto abbiamo 2 bersagli davanti a noi, davanti a quella macchina di Barbie. Vediamo un po' che cosa stanno confabulando. Sarà come la vecchia banda. Nessuno deve saperlo. Non capisci? È il nostro momento, amico. Dobbiamo solo capire dove tengono la ragazza. Lo sapete che non si può parcheggiare qui, ragazzi? Già, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Immagino che non paghereste comunque la multa. Già, e poi a che servirebbe? La detrarrei dal tuo stipendio. Abbiamo avuto la prova che la città è corrotta fino al Voglio massimo. essere chiaro. O sei con noi o sei contro di noi, ok? Ed entrambi sappiamo cosa vuol dire. Devo andare all'officina a mettere un po' di pressione addosso ai ragazzi. Quei dannati meccanici sono di nuovo in ritardo. Ci vediamo alla festa. A quanto pare i 2 ragazzi si sono distaccati, allora hanno delle intenzioni ben precise. Vediamo di concentrarci su uno di loro. Allora, a quanto pare il nostro Gavin LeBlond sta andando verso la fine della città, probabilmente fino alla fine del paese. Seguiamo il nostro London Metcalf, visto che ha una meta ben precisa. Ho visto passare anche alla nostra sinistra il terzo bersaglio, probabilmente avrà un mini market da queste parti. Allora, vediamo un po', questa deve essere l'officina, infatti garage, perfetto. Diamo un'occhiata. Allora, stiamo attenti che qui la polizia potrebbe andarci contro, avete visto prima il poliziotto che è stato mandato a quel paese. Allora, probabilmente qui non possiamo entrare. Dobbiamo procurarci magari un travestimento da meccanico, qualcosa del genere. Vediamo un po', allora, probabilmente andrà lì dentro. Vediamo un po' di trovare qualcosa magari sul retro. Diamo un'occhiata da queste parti, guardate un po', macchine della polizia, di tutto e di più c'è da queste parti. Ok, di qui possiamo procedere, benissimo. Vediamo di attirare l'attenzione magari di qualche meccanico e prendere l'equipaggiamento. Ok, allora, vediamo un po' da queste parti che cosa ritroviamo. Ah, dei poliziotti, dannazione, vediamo un po'. Ah, area ostile. Non possiamo entrare, ci siamo già entrati in un'area che è vietata. Vediamo un po' di passare inosservati. Bene, perfetto. Allora, proviamo ad entrare qui dentro, magari riusciamo a penetrare inosservati. Allora, vediamo dove siamo. Perfetto, qua c'è un armadio, probabilmente possiamo... un coltello. Questo potrebbe esserci molto ma molto utile. Bene. Allora, i bersagli sono al piano di sopra. E al piano di sotto c'è solo un uomo. Quindi vediamo un po'. Questa non potrebbe essere la via adatta. Magari possiamo provare l'altra porta a sinistra. Perfetto. Andiamo. Bene. Allora, vediamo cosa c'è da queste parti. Ah, un cassonetto. Mamma mia, siamo in una sorta di vicolo cieco. Vediamo se possiamo utilizzare l'antifurto dell'auto, magari per attirare qualcuno, la guardia, oppure qualche particolare bersaglio. Cosa? Tu rimani qui, penso io. Ok. Arriva. Bene.
Bene, sono un... Vieni qua, bello, ce l'abbiamo fatta, meno male, prendiamolo, avanti, neutralizziamolo e soprattutto prendiamo il suo equipaggiamento. Perfetto, l'equipaggiamento di una guardia giurata può essere anche molto ma molto utile. Adesso prendiamo il nostro uomo e trasciniamolo immediatamente nell'armadietto che abbiamo trovato all'interno di quella casa. Perfetto, andiamo, non so come ha fatto ad aprire la porta, probabilmente Hitman gli ha dato un gran calcio. Ok, allora, eccolo qua, il nostro armadietto. Avanti amico mio, quanto è pesante questa guardia. Tirati su. Poverino, guardate un po' come l'abbiamo ridotto. Voglio sapere qualche informazione in più su questo equipaggiamento per vedere un po' se siamo se abbiamo la possibilità di entrare qui dentro. Allora, eccolo qui, questo uniforme indossato dagli agenti del Dipartimento di Polizia della Contea di Hope. Perfetto, allora, diamo un'occhiata. Vi ricordo che abbiamo preso le nostre due belle Silver Baler, quindi la vita può essere resa più facile. Allora, probabilmente possiamo entrare qui dentro, quindi vediamo un po' che cosa ritroviamo qui intorno. Il nostro bersaglio deve essere al piano superiore e infatti qui i poliziotti hanno la possibilità di entrare. Vediamo un po'. Allora, qui cosa c'è? Magari qualcosa di importante. Ci sono solo vecchi rottami, pezzi di ricambio, taniche di benzina. Vediamo al piano superiore, abbiamo anche notevole istinto, potrebbe essere utile. Allora, il nostro bersaglio si è spostato... Attenzione che ci sono delle guardie. Il nostro bersaglio si è spostato sulla destra. Attenzione, perfetto, eccolo lì. Deve essere nella parte inferiore dell'edificio. Vediamo cosa sta facendo, ok? Eccolo qua, ci sono delle guardie, perfetto. Sta per arrivare solo da queste parti. Possiamo magari catturarlo. Ok, nascondiamoci alle ciambelle. Benissimo. Non c'è nessuno. Gente, Perfetto! Ottimo, eliminato il nostro amico. Vediamo di portare... Oh, dannazione, una guardia. Stanno arrivando, meglio allontanarsi ragazzi. Non so se metterlo da qualche parte nell'armadio. Proviamoci, dai. Un attimo, un colpo di reni. Tirati su. Abbiamo preso pure il pezzo più grosso. Fonzi in persona uscito dal film. Bene, mettiti qui amico mio. Il coltello, molto importante. Vediamo di prenderlo. Vabbè, il coltello ormai lo possiamo lasciare lì dentro. Ok, primo bersaglio eliminato, 30.500 punti. Ci siamo divorati anche una bella ciambellina. Allora, calma, ci sono dei maledetti che è successo? Hanno trovato il sangue! Dannazione! Oh mio Dio, ci stiamo buttando nella tana del lupo. quel tipo... Mamma mia, vediamo un po' di fuggire. Dobbiamo trovare una via di uscita. Hanno trovato il sangue a terra, dannazione. Oh mio Dio, sono sospettosi. Vediamo di fuggire, dobbiamo trovare una zona adatta. Maledizione. Questa deve essere l'uscita. Perfetto. Dobbiamo trovare un modo per andarcene via di qui e non sprecare tutto l'istinto. Stanno arrivando anche notevoli guardie. Perfetto, abbiamo altri due bersagli che ci interessano. Proviamo alla nostra sinistra. Molto bene. Questa è l'uscita principale. Perfetto. Allora, il primo bersaglio è stato eliminato anche con un attimo di paura, proprio perché con il coltello, ovviamente, che ha perforato la testa del nostro amico, abbiamo lasciato in terra un po' di sangue. Quindi, come dire, si sono allertati un po' tutti. Vediamo un po' il bersaglio numero 2 dove si ritrova, ovvero il nostro Tyler Colvin. Eccolo qui. Troppo... Mi ero dimenticato che c'erano delle guardie giurate. Oddio, andiamocene via. Perfetto, nuovamente in stato sicuro. Attenzione che qua siamo pieni di poliziotti. Dobbiamo trovare un altro travestimento, magari quello di operaio. Allora, vediamo un po'. Il nostro Tyler, come abbiamo letto, si ritrova, mi sembra che avesse un ristorante, una cosa del genere. Vediamo un po'. Tyler, eccolo qui. Vediamo un po'. Proprietario del mini market di Main Street. Perfetto. Probabilmente andrà nel suo mini market, il Green Mountain Convenience Store. Mamma mia. Allora, proviamo a passare dal retro. Potrebbe essere un'idea adatta. Attenzione. Si avvicinano anche molti uomini. Ok, proviamo di qui. Attenzione. Ci sono delle donne. Eccolo qua il nostro caro uomo. Una radio, Vediamo dove va. Probabilmente salirà al piano superiore. Vediamo. Che combina? Mi dispiacerebbe perdere questo posto, Tyler. È parte della città. Perché non ne parli con Lenny? Potrebbe mettere una buona parola per te e con suo padre. Chiedere soldi a Dexter? Stai scherzando? Sarebbe davvero imbarazzante. Senti, non preoccuparti, Lucy. Io e i miei ragazzi abbiamo qualcosa in mente. Qualcosa di grande. Che resti tra me e te. Presto me ne andrò via da qui. Per sempre questa volta. Non so, forse in California. Certo, svegliarsi con il suono dei gabbiani. E lo sai, potresti sempre venire con me. Sono serio, lo sai. Se tu volessi... In California? Con te? Sì, sì. Sono serio, credimi. Mi farebbe comodo una buona cameriera. Certo, beh, pensaci su, ok? E non dirlo a nessuno. Va bene.
Allora, vediamo un po'. Per andare dal nostro amico dobbiamo sviare l'attenzione della nostra amica. Utilizziamo la radio. Bene. Perfetto. Di un po', ma non ce le hai le cuffie? Ottimo. Deve essere al piano superiore il nostro amico. Vediamo un po' come eliminarlo. Vediamo un po'. Eccolo lì, le nostre belle Silver Bailer. Ottimo colpo alla testa. Tyler eliminato questa volta in silenzio e senza alcun rumore. Perfetto, vediamo un po' di metterlo nell'armadio. Occultiamolo, questo deve essere il suo ufficio dove probabilmente stava escogitando il piano. Quest'altro armadio. Ok, perfetto. Allora, esplosivo a distanza. Mamma mia, questo mi piace. Raccogliamolo, potrebbe esserci molto utile, magari per far fuori il terzo bersaglio. Allora, forse con un po' più di rumore, un po' più di botti. Ok, l'Aries la possiamo lasciare in terra. Ci deve essere qualcosa. Ah, mamma mia, c'era anche un'altra modalità per ucciderlo. Apri il gas, guardate un po' ragazzi. Magari proverò più avanti, magari più tardi, a provare la stessa missione e a far saltare in aria il nostro amico con un po' di gas. Mamma mia, sono molto curioso. Qui c'è un bel fucile a pompa. Di qua possiamo scendere? No, probabilmente no. Ok, allora dobbiamo stare molto attenti adesso a fuggire di qui, perché la nostra donna delle pulizie probabilmente avrà lasciato perdere la radio. Eccola. Maledizione. Ok, possiamo procedere, mi sa. Sì, 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 infatti non c'è l'icona del triangolino, quindi abbiamo la possibilità di andare. Perfetto, qui cosa c'è? Ah, nuovamente la radio, è stata fondamentale. Bene, vediamo di procedere. Innanzitutto il nostro bersaglio si ritrova dall'altra parte della mappa, probabilmente in quella residenza. Vediamo se questa ragazzona quasi sta un po' zitta. Proprio adesso deve mettersi a parlare al telefono. Allora, vediamo un po'. Deve essere dall'altra parte della strada, proprio vicino a quella casa. Però ci sono particolari guardie, quindi mi ritroverei a consumare tutto l'istinto. Magari dovrò trovare un'altra entrata dalla parte sinistra, perché dalla parte destra sembra abbastanza impossibile. Attenzione, guardate un po', ci sono già alcune guardie che rompono le scatole. Dovrò provare magari ad entrare dalla parte sinistra. Attenzione, vediamo un po' se questo maledetto lì davanti ci deve fare spendere tutto l'istinto. Ok, potrei utilizzare questo dannato esplosivo a distanza, però devo capire le abitudini e soprattutto i movimenti del nostro amico. Quindi, allora, procediamo da questa parte. Ecco, numerevoli guardie, attenzione, eccole. Mamma mia, meno male che ci sono queste carcasse di macchina dalla nostra sinistra. Allora, il nostro bersaglio è laggiù, benissimo. Dobbiamo trovare magari un punto di entrata e far detonare l'esplosivo in modo tale da farla a fettine quando siamo completamente lontani dal luogo del misfatto. Ok, vediamo un po' qui dentro. Ah, attenzione che sta arrivando una guardia, maledetta, eccoci qui. Perfetto, allora, là ci deve essere l'entrata, dobbiamo far fuori due guardie. Innanzitutto questo ragazzone che sta lavorando alla macchina dobbiamo probabilmente eliminarlo. Allora, dobbiamo agire con molta calma, vediamo un po'. Buona giornata, agente? Pensa che siamo sempre quello di prima, non l'ha capito che l'abbiamo fatto secco. Allora, dobbiamo calcolare soprattutto il momento giusto per eliminare il tutto. Allora, ci sono due guardie, vediamo un po' se ce ne sono altre. Proviamo ad entrare qui dentro. Qua c'è qualcosa, tira la leva, questo probabilmente farà cadere la macchina, tirerà l'attenzione un po' di tutti. Perfetto. Allora, vediamo un po', ci sono due guardie, a quanto pare, vediamo un po'. Anzi no, ce n'è una sola, perché probabilmente l'altro se ne sarà entrato in questo Todd's Barbery Shop. Perfetto. Allora, l'unica guardia lì la possiamo far secca, magari con il nostro, come dire, con il nostro coltello, però dobbiamo attirare l'attenzione qui dei meccanici. Ok, allora, vediamo un po', devo essere sicuro proprio che l'altra guardia non ritorni più. Bene, proviamoci. Allora, dov'è? Eccolo qua, perfetto, intanto prepariamoci con il nostro coltello. Avanti. Perfetto. Ok, ecco che la guardia si è girata. Molto bene. Andiamo. Vieni. No, 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 no. Scherzavo, scherzavo. Maledizione. Dannazione. Crepa. Ne arriva un altro. Non ci volevano tutte queste vittime, ragazzi. Però questi due dannati rompevano un po' troppo le scatole. Oh no, ho visto anche qualcun altro. No! Crepa! E mi dispiace ragazzi, però andavo vittima civile, lo so, però mi dispiace, ma stavano per scoprirci. Quindi tutti questi uomini dobbiamo nasconderli. Non pensavo che... Attenzione che è arrivato... Eccolo! Beccati questo!
Maledizione, ci hanno beccato. Perfetto, vediamo di recuperare il travestimento di questo nostro amico e andarcene via. Andiamo, Hitman. Presto. Perfetto. Abbiamo cambiato travestimento, le Silver Bailer sono appunto in tasca, non ci noteranno. Andiamocene. No. Presto, forza la serratura. Dannazione, non mi aspettavo un finale così incalzante, mamma mia. Ok, andiamocene via. Perfetto, ce l'abbiamo fatta.